Domani, 7 novembre, compie 80 anni il cardinale Angelo Scora. A Venezia ha lasciato un segno indelebile del suo magistero nell'annuncio del Vangelo, ma anche nel campo accademico e delle università. È stato, tra l'altro, il grande regista della visita a Venezia e alle chiese del nord-est di Papa Benedetto. Impossibile, in poche parole, sintetizzare l'intenso e fecondo servizio pastorale che il cardinale Angelo Scora, arcivescovo emerito di Milano, ha reso alla diocesi lagunare e alla città di Venezia come patriarca di Venezia per quasi 10 anni, dal 2002 al 2011. Il dono insperato, soprattutto attraverso comunio, di conoscere delle grandi personalità della Chiesa internazionale del nostro tempo, di poter lavorare con loro. Penso a Wojtyła, a Balthasar, a Ratzinger, a Corecco, Giussani ho già detto, eccetera, e questo è, io devo a questo incontro quel poco che ho, questi incontri, quel poco che ho saputo fare, i compiti che la Chiesa mi ha assegnato da Grosseto, una diocesi missionaria molto singolare ma molto bella. Giovanissimo mi ha insegnato un po' a fare il vescovo, l'esperienza del Laterano, dell'Istituto Giovanni Paolo II e poi Venezia e poi Milano, insomma. Per il suo compleanno anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, gli ha voluto inviare un sentito e caloroso messaggio augurale. E allora auguri, Eminenza.